È difficile dire quando hai ascoltato per la prima volta una voce che ti credi di aver ascoltato da sempre, nel senso che Ivano Fossati parlava della musica che ci gira intorno, sicuramente la musica che girava intorno a un bambino nato a Napoli negli anni 60 conteneva inevitabilmente anche la voce di Mario Trevi, come tante voci napoletane che poi mi si sono dichiarate, che poi ho capito. All'inizio devo dire che la repulsa era forte perché mi sembravano diverse, almeno quando ero diventato ragazzo quelle voci sembravano cozzare con i miei gusti punk da rockettaro incallito. E l'ho conosciuto quando già ormai sapevo chi ero, facevo questo mestiere e era protagonista di una serie di videoclip in cui si presentava indossando magliette degli Iron Maiden o di cose che mi sembravano non avere nulla a che vedere con quello che uno pensa essere il mondo della canzone napoletana vetromelodica, e lì affidai a un collaboratore un'intervista, la misi in pagina e poi cercai di scoprire com'era nato questo clash fra l'uomo di Indifferentemente e Eddie, il mostro degli Iron Maiden. Ma Mario Trevi è la Piedigrotta, Mario Trevi è il Festival di Napoli, Mario è uno degli ultimi leoni della canzone napoletana. La Piedigrotta, di cui conserviamo ormai pallidi ricordi e che anche personalmente ho cercato di rinverdire, ma sembra non ci sia spazio. Mario è uno degli ultimi protagonisti ad aver visto nascere le canzoni che canta, almeno i suoi cavalli di battaglia, è l'ultimo ad avere, uno degli ultimi, forse l'ultimo, ad avere memoria di un mondo in cui la canzone napoletana era più, se non nell'epoca d'oro, nemmeno nell'epoca di rame o di silicio in cui è adesso, per cui dalle Piedigrotte, dalle audizioni di Piedigrotta sino ai Festival di Napoli, sino appunto a Indifferentemente, lui stabilisce uno degli ultimi stilemi, uno degli ultimi modelli originali di vocalità napoletana, che poi è stata imitata, sovvertita, rinnovata da quel filone che abbiamo chiamato neomelodici. Ecco, quella è una cosa molto, molto carina. Io non l'ho mai visto nella sceneggiata, mentre ho fatto in tempo per vedere Mario Merola e Pino Mauro, ho recuperato qualche ripresa non proprio ottima, però ci racconta quella stagione una persistenza, una resistenza di una cultura popolare napoletana probabilmente abolita. Pasolini era convinto che i napoletani fossero destinati al suicidio pur di mantenere la propria identità, come certe tribù tuareghe. Invece abbiamo visto come anche i napoletani non sono così metastorici, antistorici, e hanno preferito suicidare le proprie tradizioni piuttosto che esaudire la profezia di Pasolini. La sceneggiata, che per Viviani era La puttana dell'arte, era una risposta di pancia al successo di alcune canzoni, al successo di alcuni comici. È stata palestra importante per straordinari attori e cantanti, e ha segnato una capacità nel bene e nel male produttiva a Napoli di uno spettacolo popolare importante e declinata velocemente. Oggi ogni operazione, come quella che tenta anche Nino D'Angelo con Francesco Merola al Trianon ormai da qualche anno, sa di revival, sa di omaggio, sa di c'era una volta. Nel 2009 invitai Mario a venire a prendere il premio Carosone all'Arena Flegrea. Il buffo è che il gancio di tutto questo mi aveva dato la presenza di Vinicio Capossela, che era premiato anche lui in quell'edizione. A me piace tenere insieme cose apparentemente contrastanti, che poi contrastanti non lo sono. Vinicio mi aveva detto una volta: a me piacerebbe conoscere l'interprete originale di Indifferentemente, per cui avevo confezionato un incontro ed ero convintissimo che volessero cantare insieme. Mario fremeva dall'occasione, Vinicio invece nicchiava, per cui in camerino
Pino, ma non vuoi provare? Insomma, alla fine Vinicio questo duetto non lo volle fare, volle invece premiare Mario Trevi, ma nell'occasione aveva preparato un intero set dedicato a Carosone. Era buffo come fosse andato oltre i suoi desiderata, come fosse emozionato nell'incontrare Mario. Io gli avevo regalato le versioni originali di quel brano. Mario al premio Carosone, come Aurelio Fierro, come altri protagonisti, hanno mostrato il fil rouge che parte dall'americano di Napoli, attraversa la classicità e il rinnovamento e arriva fino alle nuove leve della canzone napoletana intesa in tutti i sensi: rock, rap, pop, top, tac, top, toc, tic toc. Luna Bianca è una cosa un poco buffa, un poco originale. È come se Mario, che continua ad essere attivissimo in circolazione, avesse intuito che doveva un pochettino velocizzare il suo repertorio, e in chiave un po' post melò, in chiave un po' turbo folk, in chiave un po' arboriana, ha preso e aggiunto dei ragazzi e del ritmo al suo repertorio, senza cambiare repertorio. Naturalmente immagino che ai puristi non sia piaciuto. Io ho visto gente ballarselo moltissimo nelle feste di piazza. Trevi canta Pino Daniele e come Trevi indossa le magliette degli Iron Maiden, con un particolare, che quando è uscito Pino Daniele, Mario, come tutti i cantanti napoletani, chiamiamoli classici, non erano così contenti, e questa è una cosa che va detta, perché oggi ci sembra che a tutti piaccia Pino Daniele. Quando è uscito Pino Daniele, tutti i cantanti napoletani classici credevano che fosse un ragazzotto sporco, zuzzuso e che stonava. Poi si sono convinti e hanno fatto in tempo, come ha fatto Mario, come ha fatto Mirna Doris, come hanno fatto altri, a mettere nel loro repertorio le canzoni di Pino, che sono diventati moderni classici. Non sempre sono fatti per voci a pieni polmoni, però mostrano la continuità. È bello vedere che, come nel suo libro di memorie dedicato al fratello Nello Daniele, racconti di come la musica di Mario Trevi girasse intorno a Pino, ed è bello che oggi sia Mario a cantare anche Pino Daniele. E quella cosa della musica che gira intorno era quella che dicevo all'inizio: se sei napoletano farai comunque i conti col ragù, farai comunque i conti con la genovese, farai comunque i conti con indifferentemente. Un saluto, auguri.